Eccoci ragazzi, succede, purtroppo c'è stato un down, siete troppi e quindi evidentemente la mia connessione chiamata Zingaretti 74 si è bloccata, quindi praticamente facciamo così, questa è la parte di diretta in cui adesso racconterò la mia versione, racconterò quello che io penso della vicenda Bonafede di Matteo, quindi adesso vi do il tempo di tornare visto che eravate 70.000, quindi è bene che voi torniate perché la parte forse più importante della diretta era questa. Vi do il tempo di tornare, così poi ci sarete tutti. Cerco cerco il link e si riparte non da capo, ma si parte proprio parlando della vicenda Bonafede di Matteo. Evidentemente io non dovevo nominare Giletti, che ha tutta la mia stima, ci mancherebbe altro, ma appena l'ho fatto, puntualmente, pum, è caduta la linea. Mannaggia la miseria. Come si fa? Siete già tornati in 23.000, ma ancora siete pochi perché prima eravate 70.000, quindi o si torna almeno a 60.000 o come si fa ad andare avanti, come si fa a fare la diretta? Anche perché veramente ragazzi è un tema, io credo che molti di voi ragazzi abbiate provato quello che ho provato anch'io quando avete visto lo scazzo, la chiamo così anche se non è stato uno scazzo, è stato qualcosa probabilmente di più forte ancora. Avete provato disillusione perché insomma, parliamoci chiaro ragazzi, quando vediamo litigare Salvini, Renzi, la Meloni, tutto sommato chi se ne frega. Quando invece succede che litigano delle persone che hanno la nostra stima e non sono molte nella politica italiana, beh a quel punto ci si rimane male, giusto? Ok. E secondo me voi avete provato esattamente questa cosa qua. Mentre state tornando tantissimi, io ricomincio cerco di raccontarvi di nuovo quello che io penso di questa vicenda. Allora, non ho visto la diretta di Giletti, l'ho vista dopo, stimolato e anche allarmato da quello che leggevo e da quello che mi dicevano anche al telefono tramite note vocali molte persone e poi mi sono ricostruito la vicenda. Vi ho detto che Salvini ha difeso adesso Giletti dicendo che è stato vittima di chissà quali attacchi, esprimo la mia solidarietà a Giletti, ma come vi dicevo prima che si bloccasse la diretta, ci sta di ricevere delle critiche, gli insulti no, le critiche ci stanno. Evidentemente non a tutti piace il giornalismo che sta facendo soprattutto negli ultimi mesi Giletti, che anche ieri sera ha intervistato Giorgia Meloni, anche quello poi ho visto qualche passaggio della sua intervista a Giorgia Meloni e sembrava più una chiacchiera tra amici. Ciao Giorgia, ciao Massimo, come stai Massimo? Fammi parlare Massimo, dimmi tu Massimo. A me queste cose non piacciono, diciamo che io ho un'idea di intervista che ricorda più quella di Biagi. Mi piacciono più le interviste alla Biagi o alla Minà, se preferite, non quelle che fa ultimamente Giletti, soprattutto con i politici di destra, perché poi quando per esempio Bonafede ieri sera ha telefonato dopo la telefonata e durante la telefonata anche di Matteo, devo dire che lì non c'è stato quel tempo che di solito Giletti dà agli interlocutori. Quando c'è Salvini, Salvini può parlare, può fare delle risposte anche di settore e mezzo. La Meloni lo stesso, non appena Bonafede apriva bocca, pum, gli arrivava subito un ceffone dialettico da parte di Giletti, che peraltro è bravissimo quando vuol dare i ceffoni dialettici perché ha un ottimo timing televisivo e infatti gli ascolti lo premiano. Non sono minimamente ironico quando dico queste cose. Giletti è bravissimo quando vuol fare televisione ed è uno che sa fare ascolti, infatti viene strapagato. Ma lasciamo stare Giletti, me ne frega veramente poco adesso star qui a dire Giletti, l'intervista, il giornalismo, ognuno fa il giornalismo che vuole, io non sono veramente nessuno per dire chi è bravo e chi non sia bravo, o meglio, c'ho il mio parere, Giletti è il suo e sti gran cazzi. Scontro Bonafede di Matteo. Che succede? Succede che nella sua telefonata, inusuale perché non si ricorda di Matteo che interviene in diretta televisiva al telefono, men che meno in un contesto a lui proprio non certo vicinissimo. Al limite, se avesse telefonato a Santoro, avesse telefonato a Formigli, avesse telefonato durante accordi e disaccordi, mi sarei stupito di meno e mi avrebbe anche fatto piacere se avesse telefonato o se telefonerà ad accordi e disaccordi. Da Giletti diciamo che non l'avrei mai immaginato, però siamo nati anche per ricevere un continuo e costante e precipuo stupore. Dice delle cose che sono estremamente forti. Cioè, dice, Bonafede, 2 anni fa, e anche questo è sintomatico, 2 anni fa mi aveva proposto il ruolo di capo del DAP, non me lo ha dato, anche se io ero disponibile, e non me lo ha dato, dice in diretta televisiva di Matteo tra il giubilo degli astanti e dei presenti in studio, perché
aveva saputo di intercettazioni in carcere da parte di mafiosi e malavitosi che avevano detto: porca miseria, se arriva Di Matteo noi qui abbiamo chiuso. E allora, timoroso della reazione della mafia, perché questo era il succo, Bonafede se l'è fatta sotto e ha cambiato idea. Bonafede telefona, si vede che è palesemente colpito e stupito e esterrefatto, come dirà lui, dall'intervento di Di Matteo, cerca di commentare in diretta, gli riesce non benissimo, anche perché, ripeto, Giletti non era esattamente benevolo nei suoi confronti e poi perché immagino Bonafede sia rimasto stupito e avesse un giramento di palle che ne bastava la metà. Quindi lo scontro, che secondo me non doveva esserci mediaticamente, lo vince agli occhi di molti ieri sera Di Matteo, nettamente. E infatti nella notte già anche quelli più o meno simpatizzanti nei confronti dei 5 Stelle, che adorano, aggiungo io giustamente, Di Matteo, era lì che si domandavano: ma che cazzo è successo? Cioè, com'è possibile? Bonafede è uno che ha fatto la svuotacarceri, è uno che si è sempre battuto lodevolmente contro la mafia, è uno che ha preso delle posizioni assolutamente non gradite alla malavita. Perché avrebbe fatto sta cosa? Perché tu cerchi Di Matteo e poi improvvisamente torni indietro perché la mafia non vuole che arrivi Di Matteo e sta preparando chissà quale sommossa e dice nelle intercettazioni nelle carceri: se arriva Di Matteo è finita. E dov'è lo stupore? Cosa pensava Bonafede che sarebbe stata contenta la malavita con una scelta come Di Matteo, che è un uomo che sta dedicando ogni istante della sua esistenza per combattere la malavita? È uno che ha due palle così, Di Matteo. Io l'ho conosciuto poco, però ci ho parlato qualche volta, per esempio alle feste del Fatto Quotidiano. Di Matteo è uno che appena lo vedi dici: come cazzo fai a vivere così? Sia lui sia gli straordinari uomini della scorta che ha accanto. Io ogni volta che li vedo mi sento emozionato, come mi sarei sentito emozionato se avessi incontrato Falcone, se avessi incontrato Borsellino, se incontrassi quelle persone che dedicano tutta la loro vita alla difesa dello Stato, al punto tale da rischiare la loro stessa vita. Quindi è chiaro che se scegli uno come Di Matteo, persona straordinaria e scelta straordinaria, è ovvio che Bonafede sapeva benissimo che non avrebbe ricevuto il plauso, e meno male, dei mafiosi in carcere, 41 bis e non solo 41 bis. Tra l'altro, non prendiamoci troppo per il culo, ragazzi, perché non è che Bonafede poteva contattare Di Matteo senza sapere di quelle intercettazioni. Prima di tutto, perché è il primo che le sa, il ministro di giustizia, le intercettazioni che vengono prese in carcere. O dovrebbe essere il primo, se non è il primo è il secondo. A chi lo dici? Oh, abbiamo fatto questa intercettazione inquietante. A chi cazzo lo dici? A me? A chi lo dici? Al porro asciugamano? A chi lo dici? Ovviamente al ministro di Grazia e Giustizia, che per fortuna è Bonafede e non altri che abbiamo avuto in passato. Tanto per fare un nome Mastella, tanto per farne un altro Alfano. Ma non solo, lo sapevo anch'io di quelle intercettazioni nel 2018. E sapete perché lo sapevo? Perché le aveva pubblicate il Fatto Quotidiano, prima che si incontrassero Bonafede e Di Matteo. Quindi è ovvio che Bonafede, nel momento in cui cerca Di Matteo, sicuramente sa di quelle intercettazioni. E allora cade subito l'accusa secondo la quale lui avrebbe cambiato idea perché c'erano le intercettazioni. Perché se quello fosse stato il discrimine, il motivo, Bonafede non avrebbe telefonato neanche a Di Matteo. Si sarebbe fermato sul nascere. Si sarebbe fermato prima perché sapeva già benissimo come stavano le cose. Punto primo. Punto secondo. Di Matteo dice ieri sera che si sono incontrati una volta. Non è vero, si incontrano 2 volte, almeno in quei giorni. Poi si saranno visti dopo, si saranno sentiti al telefono, questo non lo so, non lo posso sapere. Anzi, spero che si sentano in queste ore perché veramente, insisto, che Conte litighi con Salvini è logico e fa parte della dialettica politica. Che Bonafede litighi con Di Matteo e che Di Matteo litighi con Bonafede è da bischeri, ve la dico con affetto, quindi telefonatevi, mandatevi un WhatsApp, una nota vocale, il gran cazzo che volete, però chiaritela sta cosa perché è inaccettabile quello che sta succedendo in queste ore. Ma gli incontri sono 2, non uno, come dice Di Matteo, o per meglio dire, sono 2 stando a quello che ha appena scritto su Facebook nella sua pagina Alfonso Bonafede, ministro della giustizia, e stando anche a quello che, diciamo, quelli come me che fanno questo lavoro sanno o credono di sapere. Poi per carità, magari mi hanno preso tutti per il culo, ma insomma mi sembra ovvio e logico che si siano visti 2 volte. E cerco di raccontarvi la genesi di questo incontro, almeno per come la so io, ragazzi, non è che sono la Sibilla Cumana.
Diciamo che io la so così, e da quello che ho letto poi nel post che ha pubblicato una mezz'oretta fa il ministro di Grazia e Giustizia Bonafede, mi sembra che la versione al momento non smentita da Di Matteo sia la versione che conosco anch'io e che quindi è meritevole quantomeno di essere ascoltata. Allora, il 18 giugno, se non ricordo male, mi sembra che fosse il 18 giugno, del 2018, quindi contestualizziamo storicamente il momento qual è. Il momento è, ha giurato da 2 o 3 settimane il governo Conte 1, quindi il governo dove c'è Conte, c'è Salvini e c'è Di Matteo. Di Matteo, magari mi lapsus freudiano, e c'è Bonafede, cioè la Lega e i 5 Stelle, o per meglio dire i 5 Stelle e la Lega, perché all'epoca il potere contrattuale era questo, o doveva essere quello, poi in realtà la Lega è contata molto più dei 5 Stelle, ma questa è un'altra storia. Dopo poche settimane, Bonafede, neo ministro della giustizia, decide di contattare Di Matteo, e qui non c'è nessuno stupore, perché chiunque sa che Di Matteo è sempre stata una delle figure più stimate dal Movimento 5 Stelle, al punto tale che molti hanno criticato Di Matteo perché sarebbe stato un PM al soldo dei 5 Stelle, che è un'emerita stronzata, infatti l'hanno scritta a giornali come Libero, quindi è perfetta come stronzata. Bonafede gli propone al telefono di incontrarsi. L'incontro avviene la mattina successiva, credo negli uffici del ministro Bonafede, 19 giugno quindi c'è l'incontro, mi sembra di aver capito la mattina, alle 10:30, le 11, ora non è proprio importante che io sappia proprio l'orario esatto, non c'ero, però si può controllare, perché quando entri al Ministero di Grazia e Giustizia non è che c'entri alla chetichella, c'entri perché ti ci fanno entrare, vieni registrato, quindi si sa tutto, sono tutti dati che rimangono negli annali, nella storia, quindi sono tutte cose facilmente verificabili. Si incontrano il 19 giugno, ok? Bonafede, almeno nella ricostruzione che lui ha dato e che io so, e che non mi risulta Di Matteo abbia smentito, anzi, Di Matteo l'ha detta questa cosa, ha confermato che sia andata così. Bonafede dice a Di Matteo: guardi, io, come gli aveva detto il giorno prima al telefono, guardi, io ho pensato a lei perché le vorrei dare un incarico importante. In quel momento gli incarichi che poteva ricevere Di Matteo erano quelli o di essere messo a capo del dipartimento, a capo del DAP, oppure di essere messo a capo del cosiddetto DAG. DAG, che in realtà sarebbe l'equivalente, la semplifico, della direzione affari penali, quella che c'era all'epoca di Falcone. Vi ricorderete, quelli che sono quarantenni, 45enni, cinquantenni o più come me, o quelli più giovani che hanno studiato, vi ricorderete che nella fase finale della sua carriera, quando purtroppo fu abbandonato dallo Stato e fu anche attaccato da persone che lui credeva di avere vicino, penso per esempio a Orlando, Leoluco Orlando, penso a Nando Dalla Chiesa, nella fase finale della sua esistenza Falcone accettò l'incarico come capo della direzione affari penali, che gli venne dato dal ministro di giustizia dell'epoca, dal guardia civile dell'epoca, che era Carlo Martelli. Carlo Martelli, che peraltro ieri era presente in studio durante la telefonata di Matteo. Pensate cosa cavolo è successo ieri. Infatti è stato Martelli a far dire a Di Matteo quella frase lì, perché l'ha incalzato da bravo politico quale sa essere quando vuole Martelli. Martelli chiama Falcone, Falcone fa quello che può fare, quell'incarico lì è rimasto sempre un po' è tuttora sotto discussione, perché si ritiene, come disse anche Borsellino, quindi uno che conosceva molto bene Falcone, che quando lo Stato avvocò a sé e chiamò a sé Falcone a Roma, in qualche modo lo disinnescò e lo allontanò da Palermo per farlo lavorare di meno e per fargli fare meno danni, e quindi per essere meno cattivo, tra virgolette, nei confronti della mafia. Non sto dicendo che era un volere di Martelli, per carità. Dico che secondo Borsellino l'allontanamento verso Roma e l'allontanamento dalla Sicilia di Falcone fece sì che Falcone fu tragicamente disinnescato. Ovviamente, immagino, secondo Bonafede, l'incarico che lui voleva dargli nel DAG, quindi ciò che è diventato, semplificando, la direzione affari penali dell'epoca, volesse essere invece un incarico importante. Ci sono questi due ruoli, quindi. I due ruoli sono o direzione del DAP o direzione del DAG. Ne hanno parlato anche il giorno prima al telefono. Quando si siedono, la prima volta, il 19 giugno, i due parlano e, da quello che è la ricostruzione, Bonafede dice a Di Matteo: io ci ho pensato, secondo me lei al DAP sarebbe un po' sprecata, perché è un ruolo amministrativo, come dice la parola stessa, DAP vuol dire questo, vuol dire Dipartimento Amministrativo Penitenziario, quindi io credo che lei potrebbe fare cose più decise
e decisive e risolutive qualora accettasse un incarico come quello che ricevette Falcone, però con dei poteri effettivi, reali. Quindi con un dipartimento che verrebbe ristrutturato lei potrebbe incidere molto di più contro la mafia. Quindi secondo Bonafede non era una diminuzio mandarlo al DAG, ma era casomai un dire il DAP è troppo poco per lei, Di Matteo. Da quello che so, ma lì sarà stato un malinteso, non c'ero, quindi che cavolo ne so, posso sapere. Da quello che mi è stato detto, i due sembrano d'accordo. Quindi quando si salutano, i due, Bonafede e Di Matteo, sono d'accordo sul fatto che Di Matteo ci penserà, ma ha praticamente già accettato l'incarico per il DAG. O così sembra a Bonafede. Gli sembra così tanto a Bonafede che nelle ore successive si lascia convincere, e qui ecco secondo me dove c'è stato l'errore, si lascia convincere a prendere un'altra persona per il DAP, perché dice il DAG come volevo io lo prenderà Di Matteo. Al DAP c'erano dei nomi, quello di cui tutti mi parlano bene e me ne parla bene persone di cui mi fido è Basentini e io quindi chiamo Basentini il giorno stesso dopo aver incontrato Di Matteo e gli dico Basentini, il DAP è tuo. Finito tutto? No, perché la sera, lo ha raccontato nel post che trovate sulla pagina Facebook di Bonafede, Bonafede riceve, non mi ricordo se è una telefonata o un messaggio, non lo so, più che non me lo ricordo, no, questa mi è sfuggita. Diciamo un messaggio da parte di Di Matteo e gli dice Di Matteo, rivediamoci ministro perché le devo dire qualcosa. Bonafede rimane stupito e dice, vediamoci, si rivedono la seconda volta, e questo non l'ha raccontato Di Matteo, non so perché, si rivedono il 20 giugno, quando si rivedono il 20 giugno, Di Matteo dice no, il DAG non mi convince, io voglio il DAP. Perché cambia idea? Non lo so, ci avrà riflettuto, avrà avuto paura di fare la fine di Falcone, cioè di andare a Roma senza un incarico forte, avrà avuto paura di essere disinnescato, avrà riflettuto la notte o la sera e avrà capito che il DAP era più adatto a lui. Però a quel punto Bonafede si intigna o perché a tutti i costi vuole mandarlo al DAG, oppure perché ha già dato la parola a Basentini, non può più telefonare a Basentini e dirgli Basentini ci ha ripensato, vaffanculo, non lo può fare. A quel punto i due di fatto non si capiscono più, perché uno voleva una cosa, l'altro ne vuole un'altra, quando si salutano immagino che non fossero particolarmente felici né l'uno né l'altro. Così è andata la vicenda. Così è andata la vicenda. Non c'è stato uno, Bonafede, che dice a Di Matteo vieni, poi ci ripensa, ops, la mafia mi si arrabbia in carcere se arrivi tu, per l'amor di Dio non voglio Di Matteo, perché se avesse fatto questo ragionamento Bonafede sarebbe un sottosviluppato mentale, perché lo sapeva benissimo come avrebbe reagito la malavita organizzata. Semplicemente la decisione che lui fa è quella di puntare sul DAG, perché per Di Matteo era più adatto, secondo Bonafede, non secondo me, io che ne so. Di Matteo invece dice, no, io voglio il DAP, dopo averci ripensato, e a quel punto c'è questo misunderstanding, questo malinteso e questo scontro, perché effettivamente se 2 anni dopo, quasi, Di Matteo è arrivato a fare una telefonata del genere, evidentemente gli deve essere rimasta molto nel gozzo questa vicenda, e così sono andate le cose, e così si è verificato questo disastro, sicuramente comunicativo, sicuramente mediatico, questo enorme regalo che è stato fatto da Di Matteo e da Bonafede, per carità, in buona fede, perché sono persone che almeno da parte mia ha la mia stima, poi altri li odieranno, sti gran cazzi, ma hanno sicuramente fatto un regalo alla destra, che è poi, attenzione, quella destra che adesso ha il coraggio di difendere Di Matteo quando se ne è allegramente sempre sbattuta i coglioni di Di Matteo ogni volta che Di Matteo riceveva le minacce, e ogni volta che riceveva le minacce c'era un atteggiamento da parte della destra del tipo sì, però un po' se le cerca sto Di Matteo perché è sempre vicino ai 5 Stelle, giustizialista. Adesso che invece gli fa comodo alla destra, improvvisamente Di Matteo diventa il baluardo della democrazia e della giustizia. Perché? Non perché hanno a cuore Di Matteo, ma perché gli sta profondamente sui coglioni Bonafede. E questo è il tipico atteggiamento della destra. Io alla destra, a certi leader maschi e donne, gli vorrei ricordare, così per dire, che loro sono tuttora alleati con un partito o con quello che è la derivazione del partito, nato nel 94, che è stato fondato anche da un uomo dell'Utri, che è in carcere. Per quali motivi ve lo ricordate?
per concorsi in associazione mafiosa, ve lo devo dire io. Quindi non diano lezioni su come si combatte la malavita quei partiti che ancora titillano l'ombelico del berlusconismo e che hanno in seno al loro partito su scala nazionale, locale e regionale delle figure che mai sarebbero accettate da Di Matteo. Le critiche le posso fare io, le potete fare voi, non le può fare Salvini, non le può fare la Meloni, non le può fare certa destra o certo giornalismo di destra. Hanno tutti ragione, quindi? Nessuna colpa da parte di Bonafede, nessuna colpa da parte di Matteo. Non ho detto questo. Secondo me ci sono due errori che sono stati fatti, uno da Bonafede e l'altro da Di Matteo. Per quanto riguarda Bonafede, mi dispiace dirglielo, sicuramente starà guardando la diretta o se non la guarderà gliela farà rivedere, Bonafede ha fatto una cazzata gigantesca impegnandosi su Basentini. Perché io non lo so chi te l'ha consigliato Basentini, caro Bonafede, ma Basentini è uno che al DAP ha sbagliato praticamente tutto. E tu, questo Basentini, l'hai scelto tu, te l'hanno consigliato, non lo so, te lo sei tenuto praticamente per 2 anni, perché io posso anche capire che la prima volta te l'hanno consigliato, sei appena arrivato al Ministero di Grazia e Giustizia in via Renula, dice, vabbè, mi fido, non li conosco tutti, dicono che sia tanto bravo, e sicuramente era bravo, diciamo, non lo ha dimostrato particolarmente in questo incarico, ma può darsi. Però, poi c'è stato il governo Conte 2, e magari lì si poteva fare un cambio di passaggio. Magari lì, visto che c'era un nuovo governo, si poteva anche pensare a un cambio di persone, in ruoli nevralgici come quello di capo dipartimento del DAP. E invece è rimasto Basentini. Basentini è rimasto fino a quando c'è stato il caso della svuota carceri, che non è una svuota carceri, ma 4 boss della mafia sono usciti, penso a Bonura per esempio, o penso a Zagaria detto Bin Laden, e soltanto allora è uscito di scena, si è autocostretto alle dimissioni, il signor Basentini. A quel punto, questo è il grande errore di Bonafede. Dall'altra parte c'è Di Matteo. Secondo me, Di Matteo, io non so nessuno per valutare l'operato lavorativo di Di Matteo. Io spero che nel mio paese, ma in tutto il mondo, ci siano 100 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di Di Matteo. Quello che dico è, da una parte, questi due si potevano telefonare in questi 2 anni, perché se per 2 anni, soprattutto Di Matteo, ha covato tutto sto astio, tutto sto imbarazzo, tutta sta rabbia, magari una telefonatina se la potevano fare, avremmo evitato questo gran casino che è successo ieri sera. Al tempo stesso, ma questa è una mia supposizione, da una parte, e qui rispondo a chi dice perché Di Matteo ha parlato soltanto adesso. Perché? Intanto perché siamo umani. Quindi può essere che se io sto guardando la televisione adesso e vedo uno che parla di un argomento che magari è successo 3 anni fa e che mi riguarda, io telefono anche se sono passati 3 anni. Quindi è possibile che Di Matteo stesse guardando la televisione, ha sentito qualche frase alla cazzo, detta da Giletti, detta da un esponente politico della maggioranza, dell'opposizione, non lo so, e gli sia partita la brocca, perché siamo umani. Non è che calcoliamo tutto, men che meno uno come Di Matteo che non è aduso a fare le telefonate in diretta. Quindi può darsi che semplicemente gli sia partita la brocca, perché evidentemente quel nervo lì è scoperto e perché voleva quel ruolo legittimamente. Quindi una spiegazione può essere quella. Un'altra spiegazione, amici miei, è che lui abbia fatto la telefonata ieri sera 2 anni dopo, sapete perché? Perché la vicenda del DAP è esplosa adesso, Basentini si è dimesso adesso e quel ruolo che si è liberato e che voleva già 2 anni fa Di Matteo non è stato dato a Di Matteo, ma è stato dato a Petralia come capo e come vice Tartaglia, e magari, ma questa è una mia supposizione, queste nuove nomine a Di Matteo non sono piaciute, per motivi suoi che io non conosco. Mi parlano benissimo tanto di Petralia quanto ancora di più di Tartaglia, ma lo sa Di Matteo se sono veramente bravi oppure no. Però evidentemente se tu hai avuto la sensazione per un malinteso che il 20 giugno del 2018 non ti hanno dato un incarico che tu meritavi dopo che eri stato cercato tu, perché fu Bonafede che cercò Di Matteo e non il contrario. E quindi già te la sei legata al dito. Passano 2 anni, in questi 2 anni dubito che si siano sentiti Bonafede e Di Matteo, vedi questa intervista da Giletti, ripensi al fatto che anche 2 anni dopo non ti hanno richiamato. Nel frattempo la carriera di Di Matteo diciamo che ha svoltato, quindi non è che forse non avrebbe accettato, non lo so. Però probabilmente non gli piace Petralia, almeno come capo. Non gli piacciono le nuove nomine, allora lui cosa fa? Fa 2 più 2 più 2 più 2, arriva a 8, gli gira molto le palle e fa la telefonata a Giletti. Io me la vedo così e vi posso garantire che sbaglio, da 1 a 100 posso sbagliare al 4 al 5%. Così sono andate le cose. E questo
vicenda che si poteva risolvere con una telefonata 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, un mese dopo, ammesso che fosse possibile, magari ci ha provato Di Matteo e Bonafede gli attaccava il telefono in faccia, o Bonafede faceva lo stesso con Di Matteo gli sbatteva il telefono in faccia, questo non lo so. Però questa vicenda che si poteva risolvere meglio, dopo 2 anni, poco meno, è esplosa nella maniera peggiore. Perché ragazzi, insisto, quello che è successo ieri è un regalo clamoroso e totale alla destra. Quindi, nell'avervi raccontato come secondo me, ma anche secondo il post di Bonafede e anche secondo il silenzio assenso di Di Matteo al post di Bonafede pubblicato ormai un'oretta fa, dopo avervi raccontato come sono andate le cose, sottolineando il fatto che non esiste in natura sulla faccia della terra che Bonafede abbia cambiato idea perché la mafia altrimenti si arrabbiava, e secondo me quella è una frase che Di Matteo non ripeterebbe, ma è una mia sensazione. Ripetuto tutto questo e ribadito gli errori da parte di Bonafede, il non aver telefonato a Di Matteo, l'essersi intignato su Basentini, e gli errori di Di Matteo, la telefonata, l'essersi espresso in maniera non proprio congrua e acconcia, soprattutto rispetto ai suoi canoni altissimi. Dopo avervi detto tutto questo, io spero che queste due figure si rinsaldino e si ritrovino, anche soltanto umanamente. Spero che Bonafede faccia tesoro di questi errori, perché qualche errore l'ha fatto. Spero che la maggioranza capisca la situazione e non faccia fuori quello che è uno dei ministri, secondo me, più validi che ha questo governo. E non sto dicendo che tutti sono validi, ce n'è qualcuno che se si dimettesse me ne fregherebbe meno di nulla. Diciamo che Bonafede per me è uno degli ultimi che si dovrebbe dimettere, ma è una mia valutazione. E insisto, state molto attenti ragazzi alla comunicazione che verrà fatta nei prossimi giorni, perché da ora in poi il giochino che faranno le destre, politici, giornalisti asserviti al soldo mentale, non nel senso che li pagano, nel senso che sono innamorati di questa politica di destra qua, il loro gioco sarà nei prossimi giorni sistematicamente dire Bonafede bisogna farlo dimettere perché si è piegato alla mafia. E fa ridere perché a dirlo siano quelli che hanno sempre negato la trattativa Stato-mafia che c'è stata nel 92, non solo nel 92, e che lo dicano a un ministro che è uno di quelli che, con tutti i limiti che ha avuto, è stato uno di quelli che maggiormente si è espresso e si è speso contro la malavita organizzata, e non solo contro la malavita organizzata. Vi chiedo scusa per essere stato particolarmente lungo, vi chiedo scusa per aver dovuto ricominciare a fare la diretta, ma c'è stato un down nella connessione. Spero di essere stato chiaro. Se mi avvicino, se mi allontano è meglio, altrimenti vado fuori inquadratura. Noi ci vediamo domani alle 19 e ci vediamo alle 19 anche se poi sarò in televisione. Però sarò in televisione a carta bianca tardi e quindi riusciremo a fare sia la diretta domani alle 19, spero solo una senza che mi crolli tutto, sia anche poi alle 22.50, 22.55 giù di lì, carta bianca. Ciao belli, e resistete perché nel frattempo non ve l'ho detto, ma è cominciata la fase 2 che è praticamente uguale alla fase 1. Ciao!